La marmolada dei divieti fa infuriare la società delle funivie che gestisce gli impianti di risalita sulla Regina delle Dolomiti. Sì, perché a distanza di 4 mesi dal disastro resta il divieto di accesso al massiccio e Marmolada SRL, la società appunto delle funivie, parla di ritardi gravi aspettando una fantomatica perizia e di danni incalcolabili se non sarà permesso di riaprire. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è lunedì 7 novembre 2022, io sono Jack Calcetto e la prima notizia del giorno riguarda la polemica sulla marmolada vietata. Parla la società delle funivie che dice: con le temperature così basse rispetto a quei giorni l'ordinanza del sindaco di Canazei non ha senso, siamo vittime dei burocrati, appunto danni incalcolabili se non ci fate riaprire, se non si interviene con buon senso e velocemente è a rischio la permanenza di tante imprese e famiglie sul territorio. Insomma, che la chiusura del ghiacciaio della Marmolada fosse un atto dovuto a seguito della frana di ghiaccio e roccia che nel luglio scorso si è portata via 11 vite è assolutamente pacifico, scrive il Gazzettino di oggi, ma a distanza di 4 mesi con temperature nettamente inferiori rispetto a quei giorni, molti si domandano perché il divieto di accesso al massiccio firmato dal sindaco di Canazei sia ancora valido. La società Marmolada SRL, che gestisce le funivie sulla Regina delle Dolomiti, ha lanciato un grido di allarme riguardo a quella che potrebbe diventare la stagione invernale più buia di sempre, con importanti ripercussioni sull'intera vallata. Da sempre, spiegano gli impiantisti, novembre è fondamentale per la preparazione delle piste e degli impianti per l'avvio della regolare attività. Ogni giorno è prezioso eppure tutto è fermo. La funivia della Marmolada, che parte e arriva in provincia di Belluno, porta gli sciatori su una pista che si sviluppa per la maggior parte in provincia di Trento, perché attraversa appunto il ghiacciaio. I gestori dell'impianto si dicono pronti ad avviare i lavori di preparazione della pista, ma di fatto non possono perché il comune di Canazei continua a vietare l'accesso al ghiacciaio. Alle richieste di chiarimenti della società di funivie viene opposta, dice la Marmolada SRL, una fantomatica perizia avviata mesi fa, quando le eccezionali temperature estive potevano generare preoccupazioni, ma mai redatta e ormai inattuale. Questa è sempre la posizione della società delle funivie. Adesso appunto inattuale questa perizia perché ora il termometro è finalmente sceso sotto lo zero. Insomma, la vicenda della tragedia, del disastro sulla Marmolada, un disastro dovuto alla crisi climatica, alle temperature altissime registrate quest'anno anche ad alta quota, il distacco del Seracco che appunto ha travolto numerosi alpinisti uccidendone 11, una vicenda quindi che ha ancora delle conseguenze anche di tipo diciamo economico. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie dai quotidiani locali, in particolare sui quotidiani del gruppo Gedi una notizia relativa al mini Mose di Venezia. Si tratta della protezione montata intorno alla Basilica di San Marco per salvarla dalla marea quando non viene alzato il Mose. E allora leggiamo il titolo: il debutto a Venezia, piazza San Marco allagata dal mare ma la basilica resta asciutta grazie alle barriere. Domenica ha segnato un prima e un dopo nella storia di Venezia, scrive Vera Mantengoli sui quotidiani del gruppo Gedi. Ancora una volta la città è diventata simbolo della continua interazione tra tecnologia e natura, come avviene da secoli. In attesa dell'innalzamento dell'insula di San Marco, ieri per la prima volta la basilica è rimasta asciutta, lasciando l'acqua alta circa 1 metro di altezza soltanto in piazza. E così, mentre centinaia di turisti impazzivano scattandosi selfie al sole con i piedi a mollo, la barriera di cristallo ha dimostrato la sua efficacia. Nemmeno una goccia è entrata nel nartece della Basilica di San Marco, per decenni e decenni invaso da una marea che portava con sé il sale, nemico giurato della basilica, la cui potenza distruttiva arrivava a corrodere anche il marmo delle colonne. Da ieri, quindi, per descrivere l'impatto dell'acqua alta sulla chiesa si userà il tempo passato
passato, né più il presente né più il futuro. Questo il pezzo, così inizia l'articolo, insomma, sui quotidiani del gruppo Gedi di Vera Mantengoli. Al di là del cristallo, 15-20 centimetri d'acqua di mare sulla piazza, appunto ci sono le foto che mostrano in modo chiaro appunto questa barriera di vetro che separa la basilica e le sue immediate pertinenze dal resto di Piazza San Marco, lasciando quindi appunto questa sorta di vasca. È un effetto un po' simile a quello di un acquario. Le foto appunto sulle pagine della Nuova Venezia, dei quotidiani del gruppo Gedi, che scrivono: la paratia a scomparsa ha funzionato, e c'è un confronto appunto fotografico tra l'ultima volta che Piazza San Marco si è allagata completamente, compresa la basilica, e invece queste nuove barriere a scomparsa collocate appunto intorno alla basilica. C'è ancora un cantiere in corso, ma non per molto, e comunque l'opera appunto è già attiva. Viene da chiedersi in ogni caso queste soluzioni, il mini Mose e il Mose vero e proprio, quanto ancora potranno funzionare in un'epoca di rapido cambiamento climatico, di crisi climatica appunto, e di fenomeni climatici sempre più estremi, come anche l'acqua alta, che negli ultimi anni si è fatta via via più frequente e con eventi sempre più eccezionali, con livelli sempre più alti. Proseguiamo, ci spostiamo di nuovo sul Gazzettino, l'intervista a Vittorio Sgarbi che parla di Padova, in particolare della statua del Gattamelata, che dice resterà dov'è, finché ci sarò io almeno l'arte è di tutti, non si paga. Allora, di cosa stiamo parlando? Della statua del Gattamelata che è collocata sul sagrato della Basilica di Sant'Antonio e che, dice Sgarbi, attualmente sottosegretario alla cultura del governo Meloni, non si muoverà da lì. Non esiste l'ipotesi per Sgarbi della sostituzione con una copia per poi trasferire il capolavoro di Donatello all'interno dell'attiguo museo antoniano. Questa ipotesi era stata formulata dalla delegazione pontificia qualora gli studi in corso sullo stato di salute dell'opera evidenziassero la necessità di procedere con il trasloco per tutelarla e proteggerla dai danni provocati dagli agenti atmosferici e dal guano dei piccioni. Ma appunto Sgarbi è molto chiaro, dice nessuna guerra con la Chiesa, ma ricorda che decide la sovrintendenza. Copie da museo, bene come memoria, esporle fuori Padova però è una bestemmia. Fuori a Padova, diciamo, sostituire la statua del Gattamelata, quindi sul sagrato del santo, con una copia per Sgarbi sarebbe una bestemmia. La museificazione del monumento è un orrore, non si può accettare che i valori simbolici diventino economici, e annuncia Sgarbi che lunedì 14 novembre salirà con il sovrintendente Fabrizio Magani sull'impalcatura, sui ponteggi che attualmente appunto circondano la statua del Gattamelata, per consentire agli esperti di valutarne lo stato e poi di procedere con il restauro, che avverrà sempre all'esterno. Sul Gazzettino c'è anche la posizione però della delegazione pontificia, che tiene il punto. L'obiettivo è salvare il Gattamelata e spiega: la copia sarebbe indistinguibile dall'originale, quindi una sorta di clone realizzato con tecnologie tridimensionali all'avanguardia. Procedono quindi gli studi degli esperti sullo stato di salute del Gattamelata di Donatello, propedeutici a stabilire se dopo l'intervento di restauro sia il caso di lasciarlo all'aperto o se sia meglio collocare sul sagrato il sosia e trasferire il capolavoro al museo antoniano. Il nostro obiettivo, ha spiegato il delegato pontificio Monsignor Fabio Dalcin, è di salvare il Gattamelata. È messo malissimo e quando la gente potrà salire sulle impalcature e vedere da vicino in che condizioni versa, potrà farsi un'opinione. Ogni decisione comunque sarà conseguente all'esito delle perizie, delle evidenze scientifiche e degli approfondimenti che l'operazione richiede.
alla delegazione pontificia sta a cuore salvaguardare quest'opera universale, a proposito della quale in passato anche giustamente sono arrivate osservazioni e critiche proprio perché era sotto il guano dei colombi. Adesso si vuole mettere mano per tutelarla e la Chiesa sente il dovere morale di conservarla per le future generazioni. Siamo aperti a qualunque soluzione, ma saranno gli scienziati, dopo studi approfonditi, a dirci cosa fare. Questa la posizione appunto del delegato pontificio Dalcin. Interviene anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani, dicendo che intanto venga fatto subito il restauro. Il mio ruolo, dice Giordani, è favorire un dialogo positivo fra istituzioni come quello già in atto tra comune e delegazione pontificia. È ovvio che le valutazioni di merito vanno affidate agli esperti internazionali già individuati. La preoccupazione oggi resta quella di intervenire con tempestività con il restauro della statua equestre, che è logorata dopo secoli trascorsi alle intemperie. Saranno poi gli studiosi a indicarci la via giusta per la futura tutela. È un monumento a cui teniamo moltissimo e vogliamo che da un lato venga valorizzato, dall'altro sia messo in condizioni di avere lunga vita in condizioni ideali. Auspico che intanto parte il restauro. Nessuno può impedire alla delegazione pontificia di far realizzare una copia del capolavoro di Donatello, su dove vadano poi collocati l'originale e il sosia. È bene che si arrivi dopo un dialogo costruttivo. Questa la posizione del sindaco di Padova, Sergio Giordani. Chiudiamo con una notizia flash dai quotidiani del gruppo Gedi, riguarda le scelte del nuovo governo, in particolare il tetto al contante. Ebbene, secondo una indagine nazionale di Facile.it commissionata agli istituti di ricerca Mapsearch e Norstat su un campione di 1018 persone e diffusa ieri, cosa risulta? Che sul tetto al contante il Veneto dice no, ma vediamo il dettaglio. L'indagine di Facile.it rivela che la maggioranza degli italiani è favorevole al tetto al contante. Ad essere fermamente contrari in realtà non sono tutti i cittadini delle regioni del nord-est, ma in particolare un profilo specifico. Ad essere contrari infatti sono le persone di mezza età con titolo di studio fino al primo grado, residenti appunto nel nord-est, che diventano una percentuale quasi, che raggiunge quasi la maggioranza degli intervistati se si restringe il campo al Veneto. Per lo più sono persone che vivono in comuni fino ai 10.000 abitanti. Va detto in ogni caso che la percentuale di persone favorevoli al tetto al contante resta maggioritaria anche in tutti questi contesti, quindi anche in Veneto, anche tra le persone con età compresa fra i 55 e i 64 anni e anche tra le persone con titolo di studio fino al primo grado. Semplicemente in queste categorie si concentra la maggior percentuale di persone contrarie. Ecco, per oggi è tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.